Hanno giurato oggi a Roma davanti al capo dello Stato Mattarella i nuovi sottosegretari, tra loro altri 4 veneti, Veneto anche il questore della Camera. Violento nubifragio la scorsa notte nel Coneglianese, scantinati e strade invase dall'acqua. Intanto, dopo la violenta grandinata di lunedì, il governatore Zaia ha dichiarato lo stato di crisi. Il caso di Sonia, fuggita da Fonte verso il Califfato quasi 3 anni fa, è ricomparsa in un campo profughi a Raqqa. Vorrebbe tornare in Italia. Per il sindaco prima bisogna appurare le responsabilità. Tragico incidente stradale questa mattina lungo la Romea all'altezza di Chioggia. Nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un 66enne di Modena. Ad un mese dal grave incidente del 13 maggio dove perse la vita un operaio e altri 4 rimasero gravemente ustionati, domani riapriranno i cancelli delle acciaierie venete a Padova. Sta per concludersi il Ramadan, il periodo sacro per i musulmani. Nel veneziano le celebrazioni al Parco San Giuliano. Il presidente della comunità islamica: speriamo di poter avere anche noi un luogo di culto. Migliaia di pellegrini hanno affollato fin dall'alba la Basilica di Sant'Antonio di Padova nel giorno del Santo. Tantissimi padovani ed italiani, ma tantissimi anche gli stranieri. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano, lo avete sentito anche dai titoli, la politica nazionale con la nomina di 3 veneti tra i sottosegretari del nuovo governo Movimento 5 Stelle Lega. Oggi il giuramento, priorità dicono far ottenere al Veneto l'autonomia e ridare ossigeno alle imprese. Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, onorevole dottor Franco Manzato. Hanno giurato alle 13 a Palazzo Chigi davanti agli occhi del premier Giuseppe Conte i 39 nuovi sottosegretari e tra loro ci sono 4 veneti. Il trevigiano Franco Manzato, già assessore regionale all'agricoltura, sottosegretario alle politiche agricole, l'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci all'economia, entrambi leghisti. Il veronese Mattia Fantinati del Movimento 5 Stelle alla pubblica amministrazione e poi Riccardo Antonio Merlo, origini trevigiane, fondatore del Movimento Associativo Italiani all'Estero, proprio ad esteri e cooperazione internazionale. Completa la squadra di veneti che hanno ottenuto una nomina in queste ore un altro 5 Stelle, il bellunese Federico D'Inca, questore alla Camera. In viaggio verso Roma, Manzato e Bitonci sono intervenuti in diretta alla Voce del Mattino di Antenna 3. La cosa più importante per i veneti non è la rappresentanza, ma il rispetto del contratto di governo, l'autonomia, la flat tax, perché l'abbattimento della pressione fiscale sarà determinante per rendere libere le imprese, gli artigiani, l'industria, per essere più competitiva nel mondo, non semplicemente a livello italiano. Firma Massimo Bitonci e riceve i complimenti del leader leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Quello che so che mi impegnerò al massimo, sono sicuro che grazie anche a questa squadra di governo così molto giovane, molto anche affiatata, riusciremo a ottenere dei importanti risultati per tutti, sia per i nostri cittadini ma anche per le nostre imprese che aspettano da tempo. E metteremo tra i primi punti all'ordine del giorno sicuramente il tema delle banche, che è un tema molto sentito soprattutto in Veneto, nella nostra regione che è stata colpita da questa crisi che ha investito migliaia e migliaia di risparmiatori veneti. E adesso la nuova ondata di maltempo che la scorsa notte ha investito la nostra regione, tra le zone più colpite quella del Trevigiano, del Coneglianese per l'esattezza, acqua e fango hanno invaso case e scantinati. I video e le foto scattate dai residenti testimoniano la furia del nubifragio che nella notte ha colpito la zona tra Conegliano, Susegana e San Pietro di Feletto. Una bomba d'acqua che verso le 3 si è scaricata sulle colline sopra le frazioni di Parè e Crevada, così travolgente e improvvisa da superare la capacità del torrente Valbona, riversandosi lungo le vie Podgora, Collalto e Marsiglion. Nel giro di pochi minuti non più strade ma torrenti in piena. L'acqua e il fango, resi tumultuosi dalle pendenze, si sono riversati con violenza nelle abitazioni, svegliando in soprassalto i residenti. L'acqua quando ha riempito tutto è arrivata fino in cima, a quel punto ha fatto crollare tutti i mobili all'interno. È venuto giù il muro, si vedono ancora i montanti lì. Il peso dell'acqua. Tavoli e sedie di questa pizzeria sono stati strappati e spinti via dall'acqua a centinaia di metri più in là. Sale interne semidistrutte, tanto da prendere in considerazione l'ipotesi di trasferire l'attività. Ci siamo trovati con 1 metro d'acqua all'interno e fuori locale
e tutta nella zona, quindi ha danni secondo me, qua da me probabilmente non meno di 20.000 euro. Io qua sto pensando di cambiare locale, perché non posso avere il dubbio, il panico sempre di trasferirmi in pratica, perché non posso trovarmi in questa situazione qua sempre. Oltre una trentina gli interventi dei vigili del fuoco, all'opera fino alle 3 del pomeriggio, soprattutto per liberare i locali dal fango, come in questo condominio, con il garage andato completamente sommerso. Cosa ha spostato l'acqua? Il frigo in terra, ha portato fuori i mobili al signore, sono cose, e fin dove è arrivata, perché è arrivata fin sotto. Non è la prima volta che il maltempo si abbatte su questa zona, ma mai in modo così violento. E tra i residenti c'è chi punta il dito anche sullo sfruttamento a vigneto delle colline intorno, che sarebbe troppo intensivo, al punto da rompere l'equilibrio idrogeologico dei versanti. Ho fatto anche più in su terreni che hanno messo viti, hanno sbancato colline. Intanto il presidente della regione Luca Zaia ha firmato la richiesta di stato di crisi per eventi meteorologici che hanno colpito la zona di Conegliano, ma anche il Feltrino, la Val Belluna e l'Alto Trevigiano. Restiamo nel Trevigiano con la vicenda di Sonia, fuggita da Fonte verso il califfato, verso l'ISIS quasi 3 anni fa. È stata intervistata al TG1 in un campo profughi a Racca. Adesso la ragazza vorrebbe tornare in Italia. Per il sindaco di Fonte prima però bisogna appurare le responsabilità. Sei contenta di questa scelta? Sonia Chediri, volto coperto dal niqab, parla per la prima volta ai microfoni della RAI da un campo profughi in Siria. È rinchiusa qui assieme ad altre 100 donne che cercavano di scappare dal califfato. Sono le spose dell'ISIS, anzi Sonia, 21 anni, sarebbe stata addirittura moglie del numero 2 di Daesh, dal quale avrebbe avuto 2 figli. Mentre parla tradisce un'inflessione inconfondibilmente veneta e trevigiana, nonostante siano passati quasi 3 anni da quando ha abbandonato tutto a Onè di Fonte, dove è cresciuta e dove si è diplomata come perito turistico. E dove, spiega il sindaco di Fonte, è rimasto soltanto il papà, persona schiva che della vicenda non ha mai voluto parlare. Il papà non era d'accordo sulle scelte della ragazza di adottare queste usanze tipo il velo, queste cose qua, e tantomeno di andare in Siria o in Turchia. È partita per la Turchia, poi è finita in Siria per dare aiuto manforte ai jihadisti. Sonia dunque si dice pentita, vorrebbe far ritorno in Italia. Mio padre mi ha detto: se esci, quando arrivi in Turchia ti aiuto inshallah a venire in Italia. Ma il sindaco è chiaro, prima vanno verificate le responsabilità. Adesso si è pentita, ma credo che qualcuno debba anche appurare quale ruolo abbia avuto nella guerra in Siria. Tragico incidente sulla Romea, muore un motociclista sbalzato dalla sella dopo l'impatto con un'auto. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Romea a Chioggia. La vittima, un 65enne di Carpi nel Modenese, era in sella a una moto MV Augusta che si è scontrata contro un'auto Suzuki. Nel violento urto il motociclista è stato sbalzato dalla moto finendo contro il guardrail e poi in un fossato. L'uomo è morto all'istante e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 arrivati a Calino con gli agenti della polizia locale e le forze dell'ordine che hanno gestito la viabilità. Il conducente dell'auto, un 67enne del posto, è stato trasportato al pronto soccorso per traumi lievi e guarirà in 5 giorni. Disagi al traffico per ore sulla statale interdetta al transito per permettere soccorsi e rilievi. Sull'incidente la magistratura ha aperto un fascicolo per gli accertamenti del caso. Adesso a Padova, dove ad un mese dal drammatico incidente alle acciaierie venete, domani riapriranno i cancelli dell'azienda. La data è stata fissata dopo un incontro tra i vertici aziendali tecnici dello Spisal, presenti sindacati. Giovedì 14 giugno riapriranno dopo un mese esatto di stop i cancelli delle acciaierie venete di Riviera Francia. Riparte la produzione, ma niente potrà essere come prima. La data di domenica 13 maggio resta impressa nel cuore di tutti. Martedì l'ultimo saluto a Sergiu Todita, l'operaio moldavo morto per le gravi ustioni riportate a causa della bolla di calore sviluppatasi dalla siviera bollente carica di
acciaio fuso che si è sganciata. Lotta ancora tra la vita e la morte al centro Grandi Ustioni di Padova e il suo collega Marian Bratu. Resta ricoverato a Verona anche Davide Di Natale. 4 i feriti. Sulle cause continuano intanto le indagini della magistratura che dovranno stabilire cosa sia andato storto all'alba di quella terribile domenica. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, scatenato dopo le pesanti accuse lanciate dalla trasmissione Report su presunti conflitti di interesse del sindaco. Vigliacchi e Fasulli dice la verità trionferà. La trasmissione vigliacca, Fasulla, è un film veramente infame secondo me, non fa onore al giornalismo corretto che invece per fortuna in Italia esiste. Però questa è la libertà, Watson, come dice qualcuno, per cui ognuno la racconta come vuole. È proprio vero che ti trasformano la realtà in cose negative. Così Luigi Brugnaro si difende dalle pesanti accuse di conflitto di interessi mossegli dalla trasmissione Report in un servizio che da giorni sta scatenando polemiche in città. Andare a mescolare la mafia, andare a mescolare cose che noi abbiamo combattuto, che io in prima persona ho combattuto sempre, è un'azione che soltanto Report poteva fare con i soldi pubblici, una cosa veramente vergognosa. Altre parole non ci sono, perché per il resto penso che poi i fatti sono testardi, insomma, perché il tempo è galantuomo e tutto si vedrà. L'opposizione in Consiglio Comunale ha chiesto al sindaco di Venezia di chiarire la sua posizione sui rilievi mossi dalla trasmissione, in particolare riguardo ai progetti di sviluppo per l'area dei Pili, già di proprietà di Brugnaro e poi ceduta a terzi con un blind trust. Io lì non stavo facendo niente, ha fatto vedere l'immagine che io dicevo non facevo niente. Sì, dopodiché hanno cominciato ad accusarmi che non stavo facendo niente. Se vi ricordate sui giornali che non stavo bonificando, che l'area è lasciata a sé, e io ho detto cosa posso fare se ho detto che non faccio niente? Allora gli stessi, sempre il buon Casson che ha parlato in televisione, ha detto sui giornali fai un blind trust. Lui ha detto a me di fare un blind trust, io non sapevo neanche cos'era. L'immagine della città, sostiene Brugnaro, è danneggiata da quanti mettono in piedi operazioni scorrette come questa, accusando di essere un bieco speculatore chiunque dimostri l'intenzione di investire su un territorio. L'imprenditore non è dispregiativo, l'imprenditore oggi è l'eroe di questa città, è l'eroe di questa Italia, li stiamo ammazzando tutti gli imprenditori, con la burocrazia, col sospetto, con la denigrazione. Per forza facciamo fatica a far arrivare gli investimenti, questo è il nostro problema in Italia. È caos all'ospedale di Padova tra cantieri di lavoro aperti e piano ferie da attuare tra i dipendenti che denunciano come in alcune stanze siano stati sistemati addirittura 9 letti. In attesa del nuovo ospedale, migliaia di persone chiedono ogni giorno che la vecchia struttura offra i propri servizi senza rendere la vita impossibile a dipendenti e pazienti. E invece, tra piano ferie e cantieri aperti, i disagi sembrano essere pesanti. I sindacati denunciano che il 9° piano del monoblocco è stato chiuso per lavori e i 35 letti, in parte spostati al piano inferiore, con il risultato di averne anche 9 in una stanza, in parte chiusi per l'estate. Non fa buon nome constatare che all'8° piano del monoblocco, proprio in queste ore, ci siano dei letti bis. Noi chiediamo scusa ai cittadini, noi come sindacato, perché questa cosa era facilmente prevedibile. Altra fonte di disagi è l'applicazione del piano ferie, una critica all'organizzazione che il direttore ha rispedito al mittente già in passato, affermando che la situazione è sotto controllo. Dai lavoratori invece la richiesta di maggior dialogo. Durante l'estate l'ospedale di Padova ha carichi di lavoro superiori alla media, altro che ferie. L'azienda ospedaliera di Padova è hub, quindi si fa carico di tutte le urgenze che gli ospedali limitrofi, proprio perché anche loro devono attuare il piano ferie, non riescono a gestire. Quindi noi assistiamo dei carichi di lavoro che sono superiori alla media dell'anno, quindi non si va in ferie. Per 15 giorni di ferie molti colleghi sono costretti o prima o dopo a fare dello straordinario. Sta per concludersi il Ramadan, il periodo sacro per i musulmani dedicato al digiuno, alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina. Nel veneziano gli oltre 20.000 musulmani celebreranno la fine del Ramadan al Parco San Giuliano. Intanto il presidente della comunità islamica ai nostri microfoni lancia un appello al sindaco. Speriamo di poter avere, dice, anche noi un luogo di culto idoneo ad accogliere tutti. Abbiamo una richiesta da fare al Comune di avere finalmente un luogo di culto adatto come si deve per questa comunità che ha sempre collaborato, che ha sempre espresso il suo pensiero contro qualsiasi atto che mette in pericolo la società in cui viviamo.
Incontriamo Sadmir Aglioschi a Marghera, davanti al Centro Culturale Islamico di Venezia e Provincia in via Monzani. Sono le 13, alla spicciolata i praticanti si avvicinano alla sala di preghiera non prima di aver provveduto al rito dell'abluzione di volto, mani e piedi. Sono le ultime giornate di Ramadan, il periodo sacro dei musulmani dedicato al digiuno, alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina. Nel veneziano la comunità è cresciuta numericamente, i luoghi di preghiera non sono più consoni ad accogliere tutti. Chiedo alle autorità, chiedo al comune di sedersi sul tavolo e finalmente arrivare a realizzare il sogno dei musulmani che ormai sono ben evidenti, non sono pochi ma sono circa 20.000 presenze. L'apertura alla comunità islamica rappresenterebbe la riappropriazione del glorioso passato di Venezia, antica porta d'Oriente, la ripresa di un dialogo per una convivenza basata su un'accoglienza scevra da pregiudizio e sospetto. Il neopresidente della comunità Aglioschi con il presidente onorario Amin Al-Adab non perdono la speranza. La fede li sorregge ed è forte nel Ramadan, il momento di condivisione e di unione come esempio di vita quotidiana e futura. Speriamo a breve futuro di incontrare il nostro sindaco che rappresenta anche noi da cittadini o non cittadini, da chi lo vota o non lo vota, ma ormai quando ha vinto rappresenta tutti e mi sento che rappresenta anche noi, ecco. Raduno Triveneto degli Alpini, nel fine settimana a Vittorio Veneto, pronta la macchina per garantire la sicurezza della manifestazione. Il questore di Treviso ha firmato l'ordinanza di ordine e sicurezza pubblica. Tutto pronto l'apparato di sicurezza in vista del raduno Triveneto degli Alpini che da venerdì a domenica prossimi vedrà arrivare nella città della Vittoria tra le 60 e le 70.000 persone. Massima l'attenzione perché se è vero che non sono stati riscontrati al momento collegamenti tra l'ordigno fatto esplodere la notte del 3 giugno ed il raduno delle penne nere, l'allerta c'è. Il fatto è successo, quindi ci sarà un potenziamento dei sistemi di controllo e di vigilanza che partirà molto prima rispetto ai giorni, a sabato e alla domenica, che sono i giorni clou della Dunat. Una macchina per la sicurezza già ampiamente rodata l'anno scorso in occasione della più partecipata Dunata nazionale delle penne nere a Treviso, potenziato il sistema della videosorveglianza con ulteriori telecamere che verranno controllate dalla sala operativa avanzata con sede nel municipio di Vittorio. Il responsabile della sala operativa vedrà le telecamere che sono state installate e sarà, come dire, l'occhio per il dirigente del servizio a cui segnalerà eventuali criticità che dovessero insorgere. Il questore di Treviso ha firmato l'ordinanza di ordine e sicurezza pubblica dopo il tavolo tecnico al quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti nel garantire il sereno svolgimento della manifestazione. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e poi 118, Vigili del Fuoco, Comune di Vittorio Veneto, ma anche Savno per la gestione dei rifiuti e la messa in sicurezza dei cestini, MOM e Ferrovie dello Stato per il trasporto pubblico, la Polstrada per la viabilità. Polizia stradale che ha insieme alla polizia locale elaborato il piano di viabilità per consentire ai 300 pullman che verranno il giorno della sfilata di scaricare i partecipanti in assoluta sicurezza e per evitare soprattutto ingorghi nella circolazione stradale. Intanto tutta la città di Vittorio Veneto si prepara ad accogliere le penne nere. Bandiere, coccarde, fiori è un trionfo di tricolori a Vittorio Veneto dove sono ormai febbrili i preparativi per accogliere gli alpini che stanno già cominciando ad arrivare in città. Sono oltre 500 le bandiere esposte e stanno preparando anche tutte le strutture per l'accoglienza delle migliaia, decine di migliaia, i conti li faremo alla fine, di persone che verranno nel fine settimana fra venerdì, sabato e domenica. La città si sta vestendo a festa e tutti sono impegnati nei preparativi a partire dalle attività commerciali, bar, negozi, ristoranti, stand che accoglieranno decine di migliaia di alpini, oltre per la giornata di domenica ai tanti cittadini che assisteranno alla sfilata. C'è una coralità di eventi e ognuno nel suo negozio ha creato un angolino dedicato al tema del centenario. E sono poi molte le aziende del territorio, ma anche i privati cittadini, che hanno deciso di dare il proprio contributo all'amministrazione comunale per l'organizzazione dei moltissimi eventi legati al centenario.
una ricorrenza che in tante famiglie del territorio è legata a ricordi personali. Mi viene in mente sempre quando ero bambino che mio nonno mi raccontava il giorno che sono arrivati, l'ultimo giorno di guerra, quando sono arrivati i bersaglieri in bicicletta. Era un uomo duro mio nonno, come me lo ricordavo io, però quando mi diceva queste cose, questo episodio qua, gli venivano giù le lacrime. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, ci spostiamo a Padova perché oggi 13 giugno è la festa di Sant'Antonio, già dall'alba una folla di pellegrini aveva iniziato ad avvicinarsi alla Basilica, tantissimi padovani e gli italiani, ma tantissimi anche i fedeli arrivati dall'estero. Le mani appoggiate sulla tomba del santo, una preghiera e la richiesta di una grazia sono accorsi da tutta Italia e da ogni parte del mondo a Padova, la città in festa per Antonio, il suo protettore, in questo 13 giugno. In tanti sono in coda per un cero come quest'uomo partito all'alba da Como. Ho tanti amici che hanno bisogno delle grazie, allora ho detto ne prendo uno per tutti e non se ne parla più. So bravo, Poi mi chiamo anche Antonio, per cui ho il massimo. Da dove arriva? Noi arriviamo da Como, io e i miei due amici, 1 e 2. Tanti bambini affidati alla protezione di Sant'Antonio nella sua festa, tante le donne incinte. Per la bambina, sì. Io vengo da Bolzano, siamo un po' distanti, ecco, diciamo, però sì, bisogna vederlo, insomma, è da vedere. È la prima volta? È la prima volta, sì. C'è chi torna tutti gli anni, qualcuno con il giglio, il fiore consacrato. Ma è un qualcosa che mi lega da quando ero giovane. E sento le risposte e lui me le dà. È un santo speciale. Per me e la mia famiglia sì. Da una decina di anni a questa parte vengo ogni anno e ci tengo proprio a venire anche, tra l'altro. È un santo speciale Sant'Antonio, perché secondo lei? È carismatico, per me è diventata una necessità proprio questa ricorrenza annuale. Devozione anche all'estero per Sant'Antonio con pellegrini in arrivo da ogni parte del mondo. E ogni 13 giugno ci dedichiamo questo giorno solo da Sant'Antonio. Per me ha fatto tanto. Per me ha fatto molto, noi abbiamo pure la chiesa da Sant'Antonio in Albania che ha fatto i miracoli. Sì, ma oggi che per la festa, sì, la prima volta che vengo per la festa. Sì. Cosa ha chiesto Sant'Antonio di speciale, posso chiederglielo? Di ottenere pace per tutto il mondo intero, anche la saggezza di cuore per tutti i cristiani. Così. In Veneto aumentano i trapianti di organi, in flessione invece le donazioni di sangue. Il bilancio di Avis alla vigilia della giornata mondiale del donatore e un appello: i donatori non bastano. Aumentano le donazioni e i trapianti di tessuti e di organi, si registra una flessione nella donazione del sangue. Il dato veneto, peraltro in linea con il trend nazionale, è stato reso noto alla vigilia della giornata mondiale del donatore assieme all'appello di Avis e Regione. I donatori non bastano, dice il presidente dell'Avis regionale Giorgio Brunello. Il trend è che noi soffriamo di un calo di donazioni e rispetto al passato dove eravamo continuamente in crescita, e anche le province dove c'era una forte affluenza di donatori e di donazioni, anche lì siamo un po' in difficoltà, quindi per noi domani la cosa importante è la giornata mondiale, ma cerchiamo di fare uno sforzo aggiuntivo per cercare di avere più donatori e più donazioni. In Veneto lo scorso anno sono calate le donazioni di sangue Avis anche nelle province dove solitamente si registravano i migliori risultati: Treviso, Venezia, Rovigo e Verona. Complessivamente le donazioni di sangue intero da donatori avisini sono state 185.280, con un calo di quasi l'1% rispetto all'anno precedente. Non è andata meglio per le donazioni di plasma, passate da 30.823 nel 2016 a 27.920 nel 2017. I motivi di questa tendenza sono molteplici e non tutti da leggersi col segno negativo. Il primo e il più bello è quello per l'aumento dei controlli, quindi per la qualità del sangue donato, quindi per i riceventi, per gli ammalati e anche per i donatori stessi. Questa è una cosa molto positiva, che ovviamente vuol dire avere più controlli, e poi perché i giovani ovviamente donano con meno frequenza. Questo è un altro punto importante, quindi la chiamata è proprio ai giovani da donare più spesso.
E poi c'è il problema dei donatori lavoratori, impossibilitati per motivi contingenti a donare nelle giornate di sabato e di domenica e timorosi a chiedere un permesso extra al proprio datore di lavoro. Ad ogni buon conto, spiega Brunello, pur in un momento di difficoltà i veneti spiccano comunque per la loro generosità, tanto che l'autosufficienza regionale per sangue ed emocomponenti è stata confermata anche nei primi mesi del 2018. E poi c'è un'altra frontiera a cui guarda con interesse Avis. Tutte le comunità di stranieri sono molto attenti alla donazione, però occorre che ci sia anche un rapporto diretto rispetto alle associazioni e rispetto anche alla comunità stessa. Io credo che questa sia una nuova frontiera, siamo sempre più appunto multietnici, multirazziali, e questo è un modo per loro per sentirsi più cittadini, quindi anche questa chiamata a tutti coloro che magari non sono, come dire, da sempre in Italia, ma sono nuovi italiani o comunque sono residenti qui, regolari, insomma, occorre che su questo tutti ci spendiamo un po' di più. È davvero tutto con le notizie dal Veneto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 giugno. Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto, ma senza nessuna conseguenza. Più sole e col passare delle ore il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 15 e 20 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 27 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione sarà infatti una bella giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili soltanto isolati addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime tra 17 e 19 gradi. Massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia locali addensamenti anche con occasionali temporali associati, specie sui settori di confine nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 15 e 16 gradi. Massime comprese invece tra 27 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!